Falegnameria Paludetto. Da più di 60 anni. Il legno su misura a casa tua. TG Plus News edizione di Venezia, buon pomeriggio. In apertura del nostro notiziario la cronaca. Ha lottato per un mese tra la vita e la morte, ma purtroppo non ce l'ha fatta il piccolo Leonardo Savian Cecchetti, appena 2 anni, morto lunedì scorso all'ospedale di Padova, dove era ricoverato a causa dei traumi riportati nel terribile schianto frontale tra 2 vetture avvenuto a Pasqua lungo la Postumia, Motta di Livenza. I funerali del bambino, che viveva a Porto Santa Margherita con i genitori, si sono svolti in forma strettamente privata mercoledì pomeriggio a Caorle. Ancora cronaca. Giovedì pomeriggio i vigili del fuoco sono intervenuti in via Gobbi a Favaro Veneto a seguito della caduta di un albero finito sulla cancellata della scuola primaria Renato Fucini. Nessuna persona, fortunatamente, è rimasta ferita. I pompieri accorsi da Mestre hanno tagliato l'albero, liberando l'ingresso della scuola. Ed è stato consegnato ieri un nuovo pulmino all'associazione Auser nel quartiere Pertini a Mestre. Il nuovo mezzo sarà impiegato dai volontari per il servizio di trasporto gratuito delle persone in difficoltà. C'era una necessità, ha sottolineato il presidente dell'Auser locale Giorgio Rocelli. In questo quartiere un po' isolato ma con molti anziani, e finalmente grazie a questo nuovo mezzo potremo dare una risposta maggiore ai bisogni delle persone. In Stanotte Farsetti e Caloredana Venezia, il municipio e la torre civica Mestre saranno illuminati con il colore viola per ricordare la giornata mondiale della fibromialgia, condizione dolorosa cronica caratterizzata non solo da dolore muscolo-scheletrico diffuso, ma anche da profondo affaticamento, disturbi del sonno, alterazioni neurocognitive e da numerosi altri sintomi come cefalee e sindrome del colon irritabile. Colpisce prevalentemente le donne, può manifestarsi a qualunque età e persistere poi per tutta la vita. Questa era la nostra ultima notizia. Grazie per essere stati con noi. Arrivederci. Falegnameria Paludetto. Da più di 60 anni. Il legno su misura a casa tua.